Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione, ben trovati. Allora andiamo avanti con la cronaca perché è stato stilato un primo bilancio dei controlli interforze nella nuova, chiamiamola così, zona rossa di Treviso. È scattata sabato, è una zona rossa allargata che prevede nuove aree oltre a quelle in cui si era sperimentato questo provvedimento a primavera dell'anno scorso. È scattato il primo allontanamento, si tratta di un 28enne che è stato sorpreso a tentare un taccheggio al PAM. In 3 giorni sono state identificate quasi 500 persone. Entrato al PAM di via Zorzetto a Treviso, voleva mettere a segno un colpo ma è stato scoperto dai dipendenti del supermercato che hanno subito allertato la polizia. L'uomo, 28 anni, italiano, residente in provincia, già aggravato da precedenti per reati contro il patrimonio e da segnalazioni in materia di stupefacenti, è stato fermato dagli agenti. Per lui è scattato il primo provvedimento di allontanamento dalla zona rossa che la prefettura di Treviso ha attivato da sabato scorso tra Piazza Borsa, via Roma, San Zeno e Sant'Antonino. In soli 3 giorni, nell'ambito dei servizi, nel corso dei quali non si sono verificati episodi di rilievo, i controlli interforze hanno portato a identificare 480 persone, di cui 165 cittadini extracomunitari. Monitoraggio delle aree della zona rossa disposto dal questore di Treviso Alessandra Simone, che continuerà nei prossimi giorni al fine di garantire la piena fruibilità dell'intero centro storico. Fondamentale la percezione di sicurezza, ha spiegato il sindaco di Treviso Mario Conte. Cosa ho riscontrato di positivo quando è stata attuata la prima zona rossa, e spero che ci sia l'effetto anche in questa seconda, che ha agito anche sulla sicurezza percepita, cioè molti cittadini, molti commercianti, molti titolari di locali mi hanno detto che con la zona rossa si sono sentiti comunque più sicuri, presidiati. Nel tardo pomeriggio di sabato invece è stato emesso un ordine di allontanamento ai sensi del regolamento di polizia urbana nei confronti di un 18enne intercettato in evidente stato di ubriachezza e di agitazione all'esterno del supermercato di via Zorzetto dopo aver danneggiato alcuni prodotti alimentari all'interno dell'esercizio commerciale. Il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per il suo stato di ubriachezza molesta. Sempre nella giornata di sabato, durante i normali controlli di prevenzione, una volante della Polizia di Stato, a seguito di un controllo nel quartiere di San Pelaio, ha denunciato una cittadina italiana classe 1982 già aggravata da precedenti penali e di polizia, responsabile di aver violato la misura del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Treviso, disposta nei suoi confronti dal questore. Anche la donna, manifestamente ubriaca, è stata sanzionata amministrativamente per il suo stato di ubriachezza molesta. E poi c'è la disavventura che è toccata allo storico ex presidente del Benetton Rugby Amerino Zatta, derubato alla stazione Termini di Roma. Ieri mattina ha presentato una formale denuncia in questura a Treviso, era di rientro dalla gara del Sei Nazioni. Stavamo rientrando da Roma con mia figlia, che eravamo andati giù a vedere la partita Italia-Scozia. Alle 7 ero in stazione Termini, alle 7 di sera, stazione Termini in attesa di rientrare, e siamo andati al bar per prenderci un caffè. Avevo appoggiato questo mio zainetto per terra nei piedi in attesa appunto di prendere questo caffè. 3 minuti dopo che avevamo preso mi sono ritrovato senza zainetto, quindi questa amara sorpresa. Spiacevole disavventura sabato a Roma per Amerino Zatta, storico ex presidente del Benetton Rugby, derubato in stazione dello zaino con dentro portafogli, iPad, telefono, documenti e carte di credito. Dopo il furto, la segnalazione alla Polfer della capitale, il blocco delle carte ed oggi la denuncia in questura a Treviso. E purtroppo è andata così. D'altro canto abbiamo compensato con una bella vittoria dell'Italia sulla Scozia, e quello un po' ha alleviato un istante quello che era un po' le disavventure evidentemente successe durante la giornata. A Padova adesso arrestati dalla polizia grazie alle segnalazioni dei cittadini 2 spacciatori in 2 diverse operazioni coordinate dalla squadra mobile della questura e concluse in questi giorni. Spacciava droga a poca distanza dalle giostrine di un parco pubblico di Padova nel quartiere di Mortise.
Dopo la segnalazione dei cittadini, gli agenti della squadra mobile si sono appostati e hanno documentato l'attività dello spacciatore, un 45enne magrebino, regolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine. Lo hanno arrestato mentre vendeva una dose di eroina ad una donna già in trattamento al servizio sanitario di contrasto delle dipendenze. Sequestrati oltre 600 euro in contanti, oltre a 2 grammi di eroina. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha chiesto alla prefettura di avviare la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Guai anche per un 21enne italiano residente nel quartiere della Sacra Famiglia che ha visto i poliziotti entrare in casa dopo che un vicino aveva allertato le forze dell'ordine, infastidito dal continuo andirivieni di clienti nelle vicinanze dell'abitazione del giovane, trovato con oltre 500 euro in contanti e 250 grammi di hashish nascosti in un paio di scarpe in camera da letto. Il ragazzo incensurato se l'è cavata con qualche giorno di arresti domiciliari e la condanna in primo grado davanti al giudice monocratico a 1 anno e 2 mesi, pena sospesa con il beneficio della condizionale. Promesse di rendimenti facili alla base di una maxi truffa dell'oro, danneggiati bassanesi e vicentini, latitante l'organizzatore. Sembrava un investimento sicuro, quasi inattaccabile. L'oro, bene rifugio per eccellenza. Invece, per molti risparmiatori bassanesi e vicentini che ci hanno rimesso tra i 10 e i 60 mila euro ciascuno, si è trasformato in un incubo. Sono anche nel bassanese e nel vicentino le vittime della maxi truffa sui lingotti d'oro, scoperti dalla Guardia di Finanza. Un raggiro da oltre 22 milioni di euro che ha coinvolto alcune centinaia di persone in Veneto. Al centro della beffa c'era la Global Group Consulting. Il meccanismo era semplice e proprio per questo efficace. Investimenti in lingotti d'oro formalmente custoditi in cavò con la promessa di rendimenti fino al 4% al mese. In realtà, secondo la finanza, i lingotti non c'erano o erano solo in minima parte. I soldi dei nuovi investitori servivano a pagare i vecchi, in un classico schema Ponzi. A Milano sono arrivate le prime condanne penali, 5 in totale, 6 milioni di euro sono stati confiscati, ma il timore concreto è che non bastino a risarcire tutti. Molti risparmiatori, compresi diversi bassanesi e vicentini, rischiano di non rivedere quasi nulla dei propri risparmi. Nel veronese la situazione è ancora più critica, qui i capitali raccolti erano maggiori e le perdite più pesanti, ma anche nel vicentino il colpo è stato duro, soprattutto per famiglie e pensionati che avevano investito i risparmi di una vita. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcuni investitori insospettiti, poi il sequestro di lingotti, bottiglie di pregio, beni di lusso e immobili. Un patrimonio che però potrebbe non coprire l'enorme buco lasciato dalla truffa. Una vicenda che riaccende l'allarme. Anche dietro investimenti apparentemente solidi può nascondersi una trappola e a pagare, ancora una volta, sono i risparmiatori. Mentre il 52enne Samuel Gatto, a capo dell'associazione per delinquere finalizzata alla truffa, è ancora latitante. Fatture false e riciclaggio, siamo nella Marca trevigiana, vediamo se riusciamo a mostrarvi questo video dal sito di Treviso Today, video diffuso dalla Guardia di Finanza. Evasi 10 milioni di euro, scattano i sequestri per 5 imprenditori cinesi che tra il 2019 e il 2024 si sono serviti di 8 aziende tessili, tra cui 6 che servivano solo da cartiere, fatturati oltre 80 milioni, sigilli ad abitazioni, conti correnti e beni di lusso, e dunque per 5 anni hanno scambiato fatture false per l'ammontare che vi dicevo, ma solo 2 ditte erano reali e producevano effettivamente capi di abbigliamento, le altre 6 erano cartiere ed esistevano, come detto, solo sulla carta. In questo modo 5 cittadini cinesi sarebbero riusciti a evadere 10 milioni, lo ha ricostruito i finanzieri di Treviso, che hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal GIP del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti dei 5 stranieri indagati a vario titolo per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione e riciclaggio. Indagini che hanno permesso di accertare
che gli indagati si sono avvalsi di 8 ditte individuali operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento. Andiamo ora al caso del ragazzo di 15 anni che è stato lasciato giù dal bus nel Vicentino, una vicenda naturalmente che ha riportato subito la mente all'episodio del ragazzino di 11 anni che in Cadore è stato lasciato a piedi sotto la neve e a percorrere per arrivare a casa 6 chilometri. L'episodio nel Vicentino è stato in qualche modo già chiarito nel pomeriggio di ieri. Si tratta di un minore disabile che aveva dimenticato l'abbonamento. Le scuse del presidente dell'azienda di trasporti che ha contattato la mamma con l'intenzione di incontrarla la prossima settimana. A nome dell'azienda porto ovviamente le scuse pubblicamente alla famiglia e allo studente coinvolto in questo increscioso fatto. Come azienda ci siamo mossi subito, abbiamo individuato l'autista e abbiamo chiarito ovviamente nella nostra parte le responsabilità che sono ovviamente da parte di SVT importanti, in quanto trasportando persone dobbiamo tenere sempre conto che le regole sono importanti, ma è anche vero che vanno sempre prese in considerazione a seconda del contesto. I ragazzi minorenni soprattutto non vanno lasciati assolutamente a terra. Una verifica interna ad SVT a tempo di record ha permesso di accertare ed ammettere le responsabilità dell'azienda nei confronti di un grave episodio che ha visto protagonista a suo malgrado un minorenne disabile. Era rimasto solo, sotto la pioggia, alla fermata del bus, dopo essere stato fatto scendere dall'autista del mezzo di trasporto pubblico per aver dichiarato di essere senza il tesserino di abbonamento. Il ragazzino disabile è tornato a casa dopo la scuola solo grazie all'intervento del nonno, contattato successivamente dal quindicenne col cellulare. Un grave episodio riportato dalla stampa che ha richiamato alla memoria la vicenda di fine gennaio dell'11enne in provincia di Belluno, fatto scendere dall'autobus linea 30 a Calalzo Cortina, costretto a camminare per 6 chilometri al gelo sotto la neve perché sprovvisto della maggiorazione del biglietto disposta per le Olimpiadi invernali. A Vicenza il fatto è accaduto in corso San Felice, nei pressi della fermata dell'Istituto Piovene. Lo studente disabile era convinto di essersi dimenticato il documento di viaggio a casa, ritrovandolo invece subito dopo essere stato fatto scendere dal bus. Un comportamento dell'autista inaccettabile che la madre ha reso pubblico denunciando alla stampa l'accaduto. Siamo di fronte a una questione che riguarda la tutela dei minori, la responsabilità sociale e il rispetto della dignità della persona soprattutto. In situazioni che coinvolgono minorenni, ma soprattutto se in condizioni di fragilità, la priorità deve essere sempre la sicurezza ed è per questo che Assoutenti chiede verifiche puntuali sull'accaduto, ma soprattutto l'introduzione di procedure uniformi che garantiscano in ogni caso il rientro a casa e il raggiungimento della scuola in condizioni di massima sicurezza. Provvederemo nei confronti dell'autista ovviamente a contestare il comportamento che non è in linea con le regole, ma neanche con la policy, con la visione che ha SVT nei confronti dell'utente, che deve essere sempre comunque rispettato. E auspico anche di incrociare o incontrare la famiglia o poter parlare con loro per portare le scuse direttamente. Ora andiamo a Bassano, nel quartiere di Cabaroncello, in via Carducci, dove una donna è stata trovata senza vita nella sua camera da letto. A dare l'allarme il titolare del pub in cui lavorava. Dramma in questo condominio di via Carducci a Bassano, dove il corpo senza vita di Elisa Zen è stato rinvenuto dai vigili del fuoco riverso sul letto. La donna, 49 anni, sarebbe morta nel sonno. A dare l'allarme sarebbe stato il suo datore di lavoro, Jordi Ferronato, titolare del Saiso, dove Zen lavorava da tempo. Non avendola vista arrivare al locale, preoccupato, ha provato a chiamarla. Nessuna risposta. È stato contattato quindi il padre della 49enne. Si sono recati a casa sua, ma la porta era chiusa. E quando i pompieri l'hanno aperta, la terribile scoperta che ha scioccato chiunque la conoscesse. Prima del Saiso aveva lavorato per anni al pub Tetley's, stringendo un forte legame d'amicizia con il titolare Fidenzio Bresolini e la moglie. Sia lui che l'attuale titolare la ricordano usando soltanto belle parole che arrivano da un cuore stretto in un grande dolore. Una donna descritta come una grande lavoratrice, legatissima al figlio tredicenne, una persona professionale ben voluta da tutti per la sua empatia e la sua vitalità. Così come ci racconta anche
anche una sua vicina sconvolta che ci ha chiesto di non essere ripresa perché è troppo scossa. Elisa è una carissima ragazza, brava, veramente molto disponibile, molto gentile, molto lavorativa e quindi l'hanno trovata sul letto già volata via, in poche parole. È stato un avvenimento purtroppo molto forte da superare, anche perché io poi, che sono molto sensibile a queste cose, speriamo che non succeda mai più a nessuno, certo. Soprattutto i buoni come lei. Non si esclude che verrà eseguito l'esame autoptico sul corpo di Elisa Zen per capire cosa possa aver causato una morte di cui nessuno si riesce a capacitare. E un'altra giovane vita spezzata è quella di una mamma di 46 anni di Cassola. Si allunga la lista di donne non ancora cinquantenni stroncate da malori improvvisi. A fine gennaio Anna Maria Broda, 43enne di Caerano San Marco, in servizio come vigilessa a Montebelluna. Pochi giorni dopo la coetanea Margherita Rebellati, originaria di Salvarosa di Castelfranco, commessa in una cooperativa sempre a Montebelluna. Lo scorso sabato sorte analoga tra le mura di casa è toccata a Katia Ceccon, 46enne residente a Cassola col marito Christian e i 2 figli Thomas ed Emily. Sono stati proprio i familiari a trovarla senza vita sul divano dove la donna si era coricata spostandosi dalla camera da letto. Il marito era rientrato tardi per motivi di lavoro e pochi giorni prima aveva ricevuto dalla consorte la sorpresa della festa per il suo 50° compleanno alla presenza degli amici del complesso bandistico San Marco. Scossa l'intera comunità cassolese dove la famiglia è molto conosciuta. In occasione del funerale di Katia Ceccon, fissato per venerdì 13 alle 15 a Cassola, le offerte raccolte saranno devolute all'associazione Ciao Lapo, che si occupa di lutto perinatale. E parleremo tra l'altro proprio tra poco, nella ultima parte della nostra prima edizione di lutto perinatale. Adesso apriamo la pagina sulle Olimpiadi, perché oggi e domani è prevista a Cortina la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo scrive anche l'ANSA. Assisterà al Super G olimpico, Capo dello Stato, sarà anche al villaggio degli atleti e a Casa Italia, e dunque dopo aver dichiarato aperti i Giochi di Milano Cortina, il Presidente della Repubblica sarà oggi proprio nell'Ampezzano per assistere ad alcune gare delle Olimpiadi invernali, tra cui il Super G femminile, che vedrà al via tra le italiane Sofia Goggia e Federica Brignone. Oggi pomeriggio il Capo dello Stato, che la scorsa settimana ha già dedicato 3 giorni alle Olimpiadi, arriverà nella Regina delle Dolomiti dopo aver inaugurato a Trento l'anno accademico, intitolando ad Alcide De Gasperi la Biblioteca Universitaria Centrale, programma che prevede per la giornata di domani anche la visita al villaggio olimpico, dove, accolto dal presidente del CONI Bonfiglio e dal segretario generale Mornati, pranzerà con le atlete e gli atleti azzurri. Questo è il programma del Presidente della Repubblica. Torniamo al caso di Lindsey Vonn, la campionessa americana che è ricoverata al Cafoncello di Treviso dopo la bruttissima caduta di domenica in discesa libera a Cortina. È arrivato il suo primo messaggio, ma le è stata inviata anche la lettera dal sindaco con dei fiori, tanti gli omaggi che sta ricevendo dalla città. Io non posso fare altro che augurare chiaramente a questa grandissima e straordinaria campionessa un buon rientro e una prontissima guarigione. Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2, si rivolge alla campionessa di sci Lindsey Vonn, ricoverata all'ospedale Cafoncello da domenica pomeriggio, augurandole di ritornare al più presto alla sua famiglia, ma il decorso della frattura scomposta alla tibia sinistra, che ha necessitato di 2 operazioni e dell'impianto di un fissaggio esterno, non sarà breve. Dell'infortunio parla la stessa sciatrice americana nel post pubblicato sui social, in cui racconta di un sogno olimpico che non è finito come lo aveva immaginato. Ho provato, ho sognato, ho saltato, scrive Vonn, riassumendo quello che per lei costituiva Cortina, l'Olimpiade a 41 anni dopo quello che aveva già passato. Ma i precedenti infortuni, dice, non c'entrano nulla con la caduta in discesa libera. Vonn sapeva che anche questa volta gareggiare costituiva un rischio. La differenza tra trionfo e catastrofe misura pochi centimetri, scrive, ma lo sci è come la vita e la vita è troppo breve per non tentare. L'unico fallimento con
conclude, è non provarci. Nessun rimpianto, anche se ci vorranno diverse altre operazioni per recuperare la funzionalità del ginocchio. A Treviso i chirurghi l'hanno stabilizzata, una scelta del team americano, quella di far trasferire Lindsay al Cafoncello. Ringrazio aver scelto l'ospedale di Treviso e ringrazio anche i miei collaboratori che hanno lavorato, che hanno portato il loro apporto tecnico e professionale, e quindi un grazie sostanzialmente anche a loro per il lavoro che hanno fatto, quelli del SUEM, i chirurghi, gli ortopedici eccetera. Il padre di Von, Alan Kildove, parla di carriera finita. Non ci saranno più gare di sci per Lindsay finché avrò qualcosa da dire al riguardo, ha dichiarato. Per lei messaggi da ogni parte del pianeta. Le dedica una storia su Instagram Yannick Sinner, rivolge il pensiero a lei dopo essere caduta a sua volta Sofia Goggia, che da Cortina dice: mi piange il cuore saperla in ospedale. Ma non è la fragilità, semmai la forza di Von, il suo invito a perseguire con coraggio i propri sogni, che ispirano la lettera che il sindaco di Treviso Mario Conte le ha inviato insieme a dei fiori. Questo è il messaggio che ci resta e che risiede nell'essenza stessa delle Olimpiadi, scrive: il valore del tentativo, la dignità di rischiare per qualcosa di grande, il non mollare mai. È una lezione potente e Treviso in questi valori si riconosce. Per questo oggi ti è ancora più vicina. Facciamo il tifo per te. E allora noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo tra poco per parlare di un progetto molto bello, molto importante che riguarda la terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Treviso. A tra poco. Di nuovo in diretta da studio, ben trovati. Affrontiamo adesso un tema delicato ma importante e ci ha dato lo spunto un progetto, anzi una raccolta fondi che è stata avviata da Elena Vattolo, che saluto e ringrazio perché è collegata in diretta con noi. Buongiorno Elena e ben trovata. Non la sentiamo in questo momento. Riprovi? No, c'è qualche problema di collegamento. Allora, mi sentite ora? Adesso forse la sentiamo, Elena. Mi sentite? Eccola qua, adesso la sentiamo. Perfetto, eccoci, buongiorno a voi e grazie per avermi chiamata. A lei della disponibilità. Presentiamo subito anche le altre ospiti che sono con noi, perché a supportare Elena in questo progetto che adesso spiegheremo c'è l'associazione Pulcino, associazione veneta che si occupa dal 1996 di neonati prematuri e sostiene le famiglie di questi neonati. Saluto e ringrazio con noi Elisabetta Ruzzon, che è la presidente dell'associazione Pulcino, buongiorno e grazie, e Silvia Tofano, che è responsabile dei progetti e dei volontari. Buongiorno e bentrovate anche a voi. Buongiorno. Allora, partiamo da quella che è la raccolta fondi che ha ispirato questa nostra diretta, e chiederei cortesemente alla regia, se possibile, di inquadrare il PC. Una stanza per Asia è stata chiamata questa raccolta, che ha avviato Elena, mamma di questa bimba che purtroppo non c'è più. Bimba che è morta a 3 mesi, bimba nata con una prematurità e poi con tutta una serie di complicanze che si sono aggiunte a questa situazione già delicata di per sé. Ma lei, Elena, scrive all'inizio di questo lungo testo in cui ha spiegato questa richiesta di fondi per avviare un progetto importante per la terapia intensiva neonatale di Treviso. Asia ci ha lasciato una grande missione da compiere: essere accanto a tutte le famiglie che in futuro conosceranno la TIN, e cioè la terapia intensiva neonatale. Allora Elena, lei scrive che a ispirare questa vostra azione, questo far diventare in qualche modo attivo questo dolore che avete patito, è stata in qualche modo anche l'omelia del parroco al funerale della vostra bimba. Asia aveva una missione in questa terra e col tempo capiremo qual è. Ecco, voi in qualche modo avete dato una forma a questa missione, che è quella di realizzare che cosa? La terapia intensiva di Treviso, dove Asia è stata a lungo ricoverata. Allora sì, all'inizio ovviamente non capivamo quale potesse essere la missione a cui Asia ci aveva destinati.
Poi parlando appunto con l'associazione Pulcino, quelli di cui ci siamo resi conto è che in terapia intensiva neonatale a Treviso i neonati vengono effettivamente curati già con grandissimo amore. Quello che forse un po' mancava era uno spazio per i genitori, dove i genitori comunque si potessero incontrare, trovare e poter comunque parlare dei loro bambini. Perché molto spesso i genitori si ritrovano al di fuori della terapia intensiva neonatale, dove comunque magari all'interno si stanno svolgendo delle operazioni o delle situazioni particolari, e di conseguenza la cosa più importante è appunto che i genitori abbiano uno spazio in cui si possano comunque confrontare, ed è quello che a noi in tutto questo è mancato. E quindi approfittando del fatto che appunto la terapia intensiva neonatale si stava trasferendo in un nuovo reparto, abbiamo capito che quello che dovevamo fare era appunto cercare di rendere più caloroso e accogliente per i genitori questo spazio, e da qui è partito il progetto. Ecco, allora c'è un obiettivo, no, che voi vi siete dati, ma prima di questo volevo chiederle, Elena, anche se non è sicuramente facile, che esperienza vi siete trovati a vivere voi? Nel senso, naturalmente sono vicende, anche sappiamo tutti, una gravidanza può portare a tante situazioni, a delle difficoltà necessariamente, in questo caso la prematurità della vostra bambina, 33 settimane, e poi cos'è successo? Allora, la prima difficoltà grandissima che abbiamo incontrato è stato quello di ritrovarci in una terapia intensiva, ambiente che assolutamente non conoscevamo e oltretutto lontana da dove io in quel momento ero ricoverata. Asia infatti è nata a Udine e a 2 giorni di vita è stata trasferita a Treviso, quindi io mi trovavo in un reparto maternità lontano comunque chilometri dalla mia bimba, non la potevo vedere, non potevo stare con lei. Nel momento in cui mi hanno dimessa ho avuto la possibilità appunto di andare a Treviso, e lì mi sono ritrovata in una realtà completamente diversa da tutto quello che una mamma si può aspettare, perché chiaramente una mamma pensa sempre di poter vivere i primi giorni accanto al proprio bimbo in un ambiente comunque accogliente e caloroso. Questa cosa all'interno della terapia intensiva neonatale c'è stata, mi sono sentita subito supportata e ho trovato delle persone molto competenti e anche molto accoglienti. Quello che appunto mancava, e questo l'ho capito nei giorni successivi, era il potersi confrontare con altre famiglie che stavano vivendo il nostro stesso percorso e le nostre stesse problematiche. E quindi diciamo che è stata questa la primissima difficoltà, il primissimo impatto che io ho avuto con una teen, ripeto, un ambiente che assolutamente non conoscevo, se non fosse stato per questa esperienza. Allora, adesso abbiamo già visto qualche immagine noi di com'è in questo momento l'ambiente in cui, ecco, lo vedete, il prima e il dopo rispetto a questo progetto che si sta mettendo in atto, l'ambiente che si vuole in qualche modo attrezzare per le famiglie. Ma andrei all'associazione Il Pulcino. Presidente Ruzzon, voi sicuramente di queste esperienze, di queste storie, di questi racconti ne sentite molti dal 1996 a oggi. Quanto è importante stare vicino a queste famiglie, e in questo caso questo progetto che valenza ha anche dal vostro osservatorio? Sì, noi siamo genitori, quindi sappiamo perfettamente qual è il percorso che avviene all'interno della terapia intensiva neonatale. Fondamentale creare per i genitori un ambiente che possa essere veramente accogliente, come diceva Elena, veramente a misura di ambiente familiare. Questa è una delle prerogative che ci siamo così prefissati. L'occasione c'è stata perché la terapia intensiva neonatale ha appena traslocato nell'ambiente nuovo e esiste, l'avete visto un po' in flash in quello che è un video. Si trattava appunto di renderlo vivibile, gestibile, per dei genitori, che a lato c'è anche una stanzina di colloqui. In quella stanzina alle volte avvengono veramente dei colloqui molto pesanti per i genitori, che determinano un po' le sorti di quello che è il futuro di questa famiglia. Quindi si trattava di renderlo più familiare possibile,
ma nello stesso tempo molto delicato, ovvio che ci troviamo in un ambiente veramente molto delicato. Quindi noi abbiamo interpellato un progettista specializzato proprio in queste tematiche qui, e fortunatamente ci ha donato l'intero progetto, e questo per me è stato essenziale in quello che è la raccolta fondi, e attraverso la famiglia di Asia, quindi Elena e Massimo, possiamo raccogliere quello che è il denaro per portarlo all'allestimento. Non è semplicissimo perché l'allestimento va all'interno di un ospedale, quindi deve rispettare tutti i canoni necessari per passare tutte le autorizzazioni e le certificazioni, e quindi il nostro progettista donatore si è occupato anche di assolvere tutte quelle che sono queste pratiche burocratiche ma necessarie. Questo è in sintesi il tutto. Ecco, allora chiederei alla regia di far... Sì, Elena voleva intervenire? No, forse no. Ecco, allora rivediamo intanto le immagini, scusate, grazie regia, rivediamo le immagini di come diventerebbe questo spazio. Volevo chiedere a Silvia Tofano, voi collaborate con diverse terapie intensive neonatali del Veneto, quanto importante sarebbe avere un po' dappertutto un genere di accoglienza, di ambiente di questo tipo, per cercare di rendere a queste famiglie meno penoso anche lo stare accanto ai bambini che non si possono più di tanto approcciare, tenere con sé, abbracciare? Noi collaboriamo con 5 terapie intensive neonatali nel Veneto, e la questione degli spazi è una questione sempre determinante, perché il paziente è il neonato. I genitori hanno sempre da parte degli operatori l'input di essere quanto più presenti possibile accanto al neonato, perché la loro presenza è parte della cura. Di questo parliamo sempre, abbiamo parlato anche ieri con il primario del reparto di Treviso, proprio in vista di questa intervista, di quanto è importante, con la dottoressa Lago abbiamo parlato proprio di quanto importante sia fare in modo che i genitori abbiano un ambiente confortevole. Non si tratta di una visita di 1 ora o di 2 ore, si tratta di rimanere tutto il giorno all'interno, il più possibile all'interno di quelle che sono le stanze della terapia intensiva neonatale. Sono stanze comunque decorate ma comunque impegnative, quindi c'è bisogno di un attimo di stacco, di un momento di confronto tra genitori, anche di un momento di confronto con noi dell'associazione che siamo presenti nel reparto per i nostri incontri del progetto Spazio Giallo, in quanto siamo genitori che hanno già vissuto quello che questi genitori stanno vivendo, e quindi uno spazio adeguato, uno spazio accogliente, uno spazio che non faccia sentire il peso dell'essere in ospedale è fondamentale. Purtroppo a volte manca proprio lo spazio, quindi abbiamo colto, trasformato appunto la relazione con Elena riguardo alla storia di Asia in qualcosa che potesse rendere più semplice e rendere più gradevole il percorso di altri genitori, dato che appunto il reparto di Treviso si è appena trasferito, gli spazi sono ancora neutri, sono spazi abbastanza grandi per fortuna, questo non è scontato perché non è così in tutte le terapie intensive, e questo progetto è sicuramente una ventata di serenità comunque all'interno di quello che è un ambiente dove sì, si vivono anche grandi gioie quando magari i bambini escono, ma ci possono essere anche momenti di profonda difficoltà. I ricoveri possono durare 1, 2, 3, 4, anche 6 mesi, quindi quella diventa casa. E in quanto casa, oltre a essere con gli operatori all'interno con i bambini, anche la stanza dei genitori ha assolutamente un suo ruolo fondamentale, quindi siamo estremamente felici che questo progetto, dopo 1 anno e mezzo di lavoro, possa vedere la luce.
Ecco Elena, abbiamo sentito quali sono le circostanze che hanno un po' favorito, no? Treviso, spazi nuovi, spazi ampi, per cui c'è anche l'occasione tutto sommato di metterci le mani e di già partire con un progetto di questo genere. Però lei nella sua, nel messaggio che anticipa, appunto, che contiene la raccolta fondi online, dice anche che Asia è stata ricoverata in diverse strutture, e allora la mia curiosità, anche se lei parzialmente prima ha già risposto: perché Treviso? Perché voi di Udine avete pensato di cercare di realizzare al Cafoncello questo progetto? Allora, diciamo che il fatto di essere stati indirizzati su Treviso ovviamente è stata una questione assolutamente medica, quindi sono stati i primari di Udine che ci hanno indirizzato verso Treviso. L'idea di sostenere Treviso è stata, diciamo, portata dal fatto che comunque è qui che Asia ha vissuto la maggior parte del suo tempo. È stata ricoverata quasi 2 mesi, quindi praticamente 2/3 della sua vita, e è stato il reparto dove comunque ci siamo sentiti più a casa. E quindi l'idea, diciamo, di destinare la nostra raccolta fondi a Treviso nasce assolutamente da questo fatto principalmente. Senta, allora parliamo di questa raccolta fondi e del progetto. Voi vi siete dati un obiettivo di 10.000 euro, vediamo, insomma si è già iniziato a versare. Naturalmente noi speriamo che anche questo appuntamento di oggi possa favorire la sensibilità e la sensibilizzazione rispetto a questo progetto. Spiegandolo si fa capire alle persone quello che volete fare, allora magari ci sarà un'ulteriore spinta. Questo è l'obiettivo, spieghiamolo bene e come vi muoverete. Sì. L'obiettivo è proprio quello di riuscire in sostanza a pagare esclusivamente quello che è il fornitore. Quindi è un fornitore, ovviamente, è un fornitore specializzato in questo tipo di allestimenti, e quindi la cifra di 10.000 euro è la cifra che serve solo e esclusivamente per l'allestimento, il fornitore e la messa in atto. Quindi questo è il nostro obiettivo, diciamo. Certo, quindi una volta raggiunta questa cifra poi si procederà, insomma, che tempi ci sono, ecco, secondo voi, per veder realizzato questo che da sogno sta diventando una realtà? Guardate, proprio oggi devo andare a firmare il contratto con l'allestitore, quindi era un appuntamento già preordinato da una settimana, e quindi oggi andiamo a siglare quello che è l'inizio dei lavori, e io credo che nel giro di 2 mesi, 3 mesi massimo potremo dire di riuscire ad avere il lavoro completo. E quindi direi che siamo veramente in linea con quello che ci eravamo prefissati. Benissimo, poi naturalmente vorremmo esserci anche noi, se possibile, a vedere poi il lavoro realizzato, per cui lo prendiamo come un impegno di venire personalmente a vedere questa nuova realtà. Silvia, tante le famiglie che hanno bisogno di sostegno, la vostra associazione nasce per questo, no? Perché non è un cammino facile. Ha una stima un po' rispetto al vostro percorso, di quante famiglie possono aver avuto bisogno di voi, possano essere entrati a far parte di quella che immaginiamo possa diventare anche una sorta di famiglia rispetto al vostro sforzo? Sì, decisamente si creano legami molto speciali, proprio perché condividiamo la stessa esperienza, che anche quando i figli sono cresciuti rimane comunque impressa, perché la storia fa parte proprio della storia di ognuna di noi. Solo l'anno scorso abbiamo fatto 52 incontri in TIN, abbiamo fatto più di 5.000 chilometri per andare nelle varie TIN a parlare con i genitori. Abbiamo incontrato a domicilio con il nostro progetto On Visit 29 famiglie raggiunte vicino a tutte le TIN con cui collaboriamo, percorrendo più di 8.000 chilometri. Quindi le famiglie sono tante, non solo quelle che visitiamo, non solo quelle che incontriamo in reparto, ma anche tante altre che magari ci raggiungono telefonicamente, perché abbiamo una linea sempre attiva
sulla base del progetto Sempre con te, proprio perché il percorso è lungo e difficile, ci sono tanti momenti in cui ci si sente estremamente soli. E il nostro obiettivo è fare in modo che nessun genitore si senta mai solo. E quindi su questo numero di telefono sempre attivo, che potete trovare sui nostri social e anche sulla nostra associazione, sul sito dell'associazione, e spessissimo arrivano telefonate, arrivano messaggi di genitori che si sentono all'interno della bolla della terapia intensiva neonatale estremamente protetti, perché comunque le terapie intensive neonatali del Veneto sono di altissimo livello, però che come genitori si sentono soli, proprio perché la TIN è un ambiente dove entri vestendoti, disinfettandoti, dove costantemente pensi che devi stare attento a quello che fai perché potresti essere portatore di un virus, di germi, ok? E quindi è molto faticoso sentirsi veramente mamme e papà di questi bambini. L'ambiente che andiamo a creare a Treviso è fatto anche per questo obiettivo, per dare un ambiente familiare che cominci a farci sentire genitori di questi bambini che sopravvivono grazie a dei macchinari e non più grazie a quello che è il corpo di una mamma. E queste fa parte degli argomenti di cui spessissimo noi parliamo con i nostri genitori. Nel nostro database finora contiamo più di 2500 famiglie che per un motivo o per l'altro comunque ci hanno contattato perché avevano bisogno di un supporto. Grazie, allora è riuscita a ricollegarsi Elena. Elena, allora l'ultima parola la lascerei a lei. Che appello facciamo? Cosa si sente di dire per invitare anche a sostenere questo vostro progetto? Allora, io quello che posso dire è sappiate che i bambini che vivono la TIN sono dei bambini fragili, dei bambini che hanno bisogno di cure e che hanno bisogno assolutamente dei loro genitori. Sono bambini in cui la presenza del genitore è fondamentale ed è fondamentale anche la serenità del genitore. Quindi curare i genitori è sicuramente la partenza e la cosa più importante da fare. Questa nostra raccolta fondi è un grandissimo progetto a sostegno soprattutto dei genitori di questi bambini prematuri e quello che posso dire è che invito a sostenere questa causa proprio perché aiutare i genitori è forse la cura più importante per tutti questi bimbi così piccoli e fragili. Grazie, grazie allora a tutte quante, grazie ad Elena, mamma di Asia, eccola qua la raccolta fondi, lo dimostriamo per l'ultima volta che così chi volesse donare sa che online può procedere appunto a un eventuale versamento, chi vuole rivolgersi all'associazione Il Pulcino l'abbiamo descritta, può naturalmente anche trovare tutti i contatti e i riferimenti sul sito, grazie alla Presidente Elisabetta Ruzzon, grazie a Silvia Tofano, responsabile dei progetti e dei volontari. Grazie davvero a tutte per questa bellissima testimonianza che ci avete dato. Grazie a voi. Allora, noi adesso abbiamo pochi minuti ancora, ma andiamo a fare il punto sulla situazione non semplice che vivono i lavoratori della Idro di Feltre, con l'azienda che sta smantellando lo stabilimento alla vigilia del tavolo ministeriale, l'ira dei sindacati, sono arrivate forti reazioni anche dalla politica. A pensare male si fa peccato, ma alle volte ci si indovina, sì, perché quanto sta accadendo sulle teste dei lavoratori della Idro di Feltre ha dell'incredibile ad essere gentili. Prima i 2 incendi che nel giro di pochi giorni costringono al fermo della produzione almeno per altre 10 settimane. Ora la comunicazione ferale dell'azienda è intenzionata a spostare unilateralmente a Ornago le matrici necessarie alla realizzazione di componentistica attesa da clienti. Tutto in barba agli impegni assunti in sede ministeriale. Noi abbiamo risposto che assolutamente i patti non erano questo, abbiamo chiesto almeno di aspettare l'incontro di domani al Mimit, nel corso del quale avremmo dovuto avere le rassicurazioni rispetto al programma che ci si è dati, ma l'azienda ha comunicato che in maniera unilaterale non terrà fede agli impegni presi. Una doccia gelata alla vigilia del tavolo convocato al Mimit. Il fattaccio si è concretizzato nelle scorse ore e ha completamente
mutato lo scenario che vedeva Hydro formalmente impegnata a non avviare iniziative unilaterali fino all'incontro dell'11 febbraio, a nominare un advisor per la reindustrializzazione, a mantenere gli impianti efficienti, a garantire la continuità produttiva e a non trasferire alcunché al di fuori del perimetro aziendale. L'azienda mette al primo posto l'interesse suo, cioè la salvaguardia dei clienti, e non ha nessun interesse nella salvaguardia invece del lavoro e della produzione a Feltre. Il trasferimento delle matrici e il fermo prolungato degli impianti non sono dettagli tecnici ma atti sostanziali che pregiudicano il futuro del sito, scrivono in una nota congiunta FIM, CISL, FIOM, CGIL, convinti che questo svuotamento di fatto rende la discussione sulle procedure di legge una mera formalità burocratica, privando il territorio e le maestranze di qualsiasi reale potere contrattuale. Giovedì è previsto l'incontro con i lavoratori. Abbiamo già in cantiere le assemblee che dovremmo fare prima volta nella storia dell'Hydro fuori dalla fabbrica perché non è agibile, tanto per chiarirci le situazioni in cui siamo. E insieme ai lavoratori decideremo come fare. Dipende molto dalle risposte che domani ci darà Hydro in relazione non tanto alle matrici, ma intanto alla continuità aziendale che per noi è fondamentale. Nessuno compra un'azienda che è ferma, nessuno. In chiusura una notizia che riguarda gli annunciati scioperi del trasporto aereo per il 16 febbraio e quindi il lunedì e il 7 marzo, sia dal garante che poi dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è arrivato l'appello a spostare questi scioperi dopo Milano-Cortina. La commissione di garanzia sugli scioperi ha segnalato al ministro Salvini il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo. Tali date sono ritenute critiche a causa appunto della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Vedremo se ci sarà dunque un ripensamento su queste date oppure se si procederà a oltranza. Noi stiamo per chiudere, allora io ringrazio in regia Alessandro Granziera e l'altro collega Simone Merlo, non mi veniva il nome, porti pazienza al nostro Simone Merlo. Allora vi ricordo dopo di noi Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e alle 16:18 il film Un tassinaro a New York, un grande classico con Alberto Sordi. Grazie a voi che ci avete seguito. Appuntamento ai telegiornali di questa sera, io vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci.